Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. E allora, rieccoci qua, come tutti i mercoledì a quest'ora, minuto più, minuto meno, si aprono le conversazioni con il nostro gran maestro e maestro grande Carlo Cambi, che io non vedo perché Io ti vedo invece. il nostro monitor è sempre conciato con me, quindi male, ma tu mi vedi, quindi io ne sono felice. Scusa, potresti dire a Morelli se ti allunga Una centina? un BTP che ti compri un video nuovo, no? Un paio di bit di bonus, io preferirei i bonus spagnoli, sono più sicuri, dice, Sì, ma anche per ora c'è dice Goldman anche i Sachs. bonus italiani funzionano. Ho scoperto che c'è un bonus trasporti, c'è un bonus tapparelle anche. Ma insomma, ma sta Italia è da fare o l'abbiamo già fatta, Carlo? Che bella domanda. Lasciamo perdere. Cioè, ascolta, abbiamo Scusa la trascorso risata, scusa la risata. abbiamo trascorso le ultime 48 ore guardando uno specchietto retrovisore, peraltro appannato e schizzato un po' di fango. Guardando una tomba più che uno specchietto retrovisore. Esatto, e con il mondo che ci sta per sbranare, ma noi ci frega niente. Ecco, ma la faccio a te la domanda allora, Carlo. Tu hai detto il mondo ci sta per sbranare. Allora è vero che rischiamo qualcosa? Ma assolutamente sì. E il motivo è molto semplice. Non abbiamo approvato il MES, oggi viene presentato il patto di stabilità, ovviamente sarà un calice amarissimo per Giancarlo Giorgetti. Noi dovremo trovare il modo di stopparlo e ovviamente chi ha interesse a non farcelo stoppare ha già predisposto le misure alternative. Le misure alternative sono che Goldman Sachs e gli altri cominciano a suonare la gran cassa sui nostri titoli di Stato. Ovviamente abbiamo la BCE che ci è ostile perché le mosse che la Lagarde ha fatto fino adesso sono tutte in direzione anti-italiana e che cosa vogliamo fare? Ci preoccupiamo di salvare il partigiano Son? Boh, non lo so. Oltretutto con un Presidente della Repubblica che si dimentica di essere Presidente della Repubblica e fa l'iscritto al Partito Democratico perché ieri Mattarella ha detto storicamente e costituzionalmente una stupidaggine. Quale? E cioè che la Costituzione è figlia della Resistenza. Allora, se mi permetti, a beneficio dei nostri ascoltatori, non so se ne farò un pezzo per la verità, ti leggo un articolo 1. La sovranità è diritto eterno del popolo. 1849, articolo 1 della Costituzione della Repubblica Romana. Non è finita. Articolo 2. La Repubblica del Carnaro è una democrazia diretta che ha per basi il lavoro produttivo e come criterio organico le più larghe autonomie funzionali e locali. Essa conferma perciò la sovranità collettiva di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di classe e di religione, ma riconosce maggiori diritti ai produttori e decenta per quanto possibile i poteri dello Stato onde assicurare l'armonica convivenza degli elementi che la compongono. 1920, Carta del Carnaro. Allora, è figlia della Resistenza e quindi della cultura comunista che cercava disperatamente di approfittare della guerra di liberazione per instaurare il regime comunista in questo paese, o è figlia di una tradizione laico-borghese che ha le sue radici nel risorgimento italiano? Giustissima osservazione, credo, Carlo, no? È inoppugnabile.
Allora, però bisogna che ci mettiamo d'accordo, perché se no, sai, premesso che noi siamo assolutamente antifascisti, antinazisti, ma anche anticomunisti, se no facciamo un po' di confusione. Cioè, non è che la dichiarazione di Giorgio Napolitano del 56 che applaude ai carri armati dell'Ungheria che stanno schiacciando il popolo ungherese può andare nel dimenticatoio e oggi, perché c'è un governo che non ti piace, ogni 2 per 3 gli fai l'analisi del sangue. Non va bene. Né va bene che il garante della Costituzione si dimentichi da dove arrivano i veri fondamenti della Costituzione, che non stanno nella guerra di liberazione. Chiaro, chiaro mica tanto, perché chiaro in questo momento, ma non è un patrimonio comune condiviso, questo tipo di... Infatti io oggi che servirebbe per la realmente... verità, non so se me lo No, pubblicheranno perché non si parla di vaccini, però spero che... No, parlano tutti di pacificazione, però questo sarebbe un punto di reale, diciamo, condivisione, no? Quando tu condividi una verità, questo è più facile poi superare tutte le No, tra contrapposizioni. l'altro la cosa Se che tu mi dà un continui... po' fastidio, sai perché non Eh, ne parlano? mm, Perché la carta del Carnaro, scritta da quello straordinario uomo che era Gabriele D'Annunzio, figurati. che è associato al fascismo, ma che col Appunto. fascismo non c'entra assolutamente nulla, però viene assunta da Mussolini come manifesto di base per la formazione del partito di fasci delle corporazioni, che poi il fascismo sia degenerato in violenza, è assolutamente vero, ma la Costituzione del Carnaro è di fatto la fonte dalla quale Mussolini trae l'organizzazione del Partito Nazionale Fascista. Che poi tra l'altro era anche molto federalista, diciamo. L'altra cosa che va detta e che non è stata detta è che la signorina Erich Schlein, cittadina svizzera, è andata sulla tomba di Giacomo Matteotti, con ciò facendo intendere che Giacomo Matteotti appartiene alla sua cultura. Non è vero. Non è vero. Antonio Gramsci bollò Giacomo Matteotti come una pedina del regime. Non è vero. I comunisti odiavano Matteotti. Allora, o la signora Schlein, visto che si continua ogni volta a chiedere agli altri il DNA, o la signora Schlein dichiara apertamente che il comunismo è stato il più grande errore dopo il nazismo del Novecento e taglia fuori dal suo partito ogni e qualsiasi riferimento alla cultura comunista, oppure si continua a perpetuare un falso storico. Ecco Carlo, vorrei ritornare, poi sentiamo anche le ascoltatrici e gli ascoltatori. Scusa, non è argomento fondamentale per il paese questo oggi, ma bisogna riportare le cose alla verità storica. No, altrimenti... ma questo è certo, questo è un punto interessante, perché sennò ogni anno siamo sempre lì, la contrapposizione, sì, ma bisogna anche pacificare. Perché il prossimo anno, voglio vedere come se la levano, il prossimo anno, il 25 aprile, è il 150esimo della nascita di Guglielmo Marconi. Dove vanno? A Sasso Marconi, il Presidente della Repubblica va a Sasso Marconi facendo la deviazione per Marzabotto, visto che è lì vicino, e la giornata più importante diventa la nascita di Marconi, che è quello che ci ha liberato, sì, ci ha liberato dalla dipendenza dello spazio, giusto per avere un'idea di liberazione, oppure lasciamo perdere Marconi e continuiamo con i 7 fratelli cervi. Vabbè, e questo è importante, però c'è un altro aspetto che tu toccavi prima, però prima apro un'altra parentesi ulteriore, perché tra gli argomenti del giorno c'è il bilaterale Italia-Ucraina per la ricostruzione, no? Abbiamo letto di mirabolanti cifre, l'Italia, come scrive l'ANSA in questo momento, vuole essere in prima fila per ricostruire l'Ucraina, 400 e passa miliardi si stimano, 1000 imprese, 600 di queste italiane. Insomma, che business... E secondo te gli americani che ci hanno smenato dentro alcune centinaia di miliardi ci fanno posto? Mi stavo domandando esattamente questo. Realisticamente per l'Italia cosa si prospetta in questa partita? Che comunque con la rapidità che abbiamo noi a eseguire le opere pubbliche ci fanno asfaltare le strade.
Ebbene, torniamo appunto alle opere pubbliche nostre, perché l'altro tema, oggi ne parla al Senato il ministro Fitto, è il PNRR. Tu citavi prima il quadro generale di previsioni economiche e il ruolo delle agenzie di rating che ho ricordato stamani in rassegna stampa, citavi la revisione del patto di stabilità, di cui si parla molto poco. C'è un servizio oggi sul quotidiano La Stampa di Torino, ma così interessante, ma insomma non è un argomento di primo piano, perché come abbiamo detto siamo ancora impegolati con la storia dell'antifascismo. Detto questo, che cosa ci si prospetta dal punto di vista economico, che è ciò che ci interessa un pochino di più, e politico in conseguenza di questo per i prossimi mesi? Vogliamo spendere due parole in più su queste novità? Dunque, l'analisi è molto semplice. Noi siamo un paese più indebitato d'Occidente al netto del Giappone, e quella massa di debito sta lì, non è che non ci sta. Abbiamo un piccolo vantaggio che mal comune mezzo gaudio, cioè che i francesi stanno messi peggio di noi, fra virgolette. E quindi è probabile che poi alla fine un compromesso sul nuovo PNRR si troverà. Da come parte, scusami, no PNRR, dal nuovo patto di stabilità si troverà. Da come parte per noi sono dolori gravissimi. Ti faccio semplicemente notare questo, l'ho già scritto sulla Verità, ma lo ripeto. Se passa l'idea tedesca che bisogna rientrare dell'1% del debito, cioè della quota eccedente il 60%, sapete che uno dei parametri è che devi tenere il debito nel rapporto 60% debito-PIL, giusto? Sì. Allora, i tedeschi vogliono scrivere in questo patto di stabilità che ogni anno chi è indebitato oltre il 90% del debito-PIL deve rientrare dell'1% della differenza fra il debito che ha e il 60%. Nel nostro caso sono circa 80 punti di PIL, ok? 80 punti di PIL mal contati fanno, cioè scusami, 80 punti di distacco dal PIL mal contati fanno intorno ai 2.000 miliardi, il che vuol dire che ogni anno noi partiamo dovendo mettere da parte 20 miliardi. Ok? Al tasso attuale, che la BCE continua a ritoccare, il debito pubblico ci costa più o meno 95 miliardi. Quindi noi partiamo ogni anno dovendo generare un surplus di cassa di almeno 115 miliardi per non ulteriormente aumentare il debito. Il che vuol dire che non possiamo fare deficit, che dobbiamo avere per forza l'avanzo primario e che questo avanzo primario deve essere tale per cui ci sono quei 115-120 miliardi da mettere via. Ora, a fronte di una spesa pubblica che più o meno è intorno ai 1.000 miliardi, con un PIL che più o meno è intorno a 1.900 miliardi, trovare 120 miliardi all'anno da mettere via vuol dire trovare un taglio di spesa pubblica o un incremento di tasse del 10%. Domanda: secondo te quanto può resistere un paese in una condizione del genere? Altra domanda: a fronte di una tendenza assistenzialistica che non si riesce a scalfire, perché faccio notare che in 10 anni la spesa per assistenza è passata da 74 miliardi a 142 miliardi e i poveri sono passati da 2,8 milioni che c'erano nel 10 anni fa a quasi 6 milioni oggi. Nessuno si fa una domanda: ma se io raddoppio la spesa per evitare un fenomeno e nel raddoppio la spesa quel fenomeno si moltiplica per 3, ci sarà qualcosa di sbagliato o no? Allora, questi sono diciamo così, la cornice in cui ci muoviamo. Che cosa può succedere? Una cosa molto semplice. Primo, che approveremo il MES, perché se non li approviamo il MES questi ci fanno diventare matti. E la Meloni dovrà smentire se stessa, perché vi ricorderete che ha giurato: finché governo io il MES. Te lo vedi come inevitabile. Ok?
Poi ha fatto marcia indietro dicendo ma sì, però se il MES piglia le forme di un aiuto bellico perché siamo in guerra, allora forse. Ok? In realtà il MES in questo momento serve a una cosa sola. E sai a chi serve? Però ti faccio una domanda e darmi una risposta. Secondo te a chi serve il MES ora? Alla Germania? Esatto. Perché serve alla Germania? Perché attraverso il MES la Germania può pigliarsi i soldi per ristrutturare il suo sistema bancario, ma siccome lei sta dentro i parametri del Maastricht, non paga pegno al MES. Mentre noi dovremmo ristrutturare le nostre banche con i soldi dei contribuenti. Allora, in questo quadro, o noi abbiamo la forza di andare in Europa e porre una questione molto semplice, che la maggioranza Ursula è alla fine dei suoi giorni, perché fra un anno si vota, che in tutta Europa la destra avanza e che quindi alcuni provvedimenti che vengono presi oggi in fretta e furia per evitare appunto che ci sia un cambio di maggioranza sono privi di legittimità, se non dico giuridica, quantomeno politica, e quindi facciamo una battaglia seria in Europa, oppure siamo finiti. Non c'è un'alternativa. Oppure ti troverai con un governo che è costretto a andare a reti unificate a dire agli italiani avremmo voluto fare, ma non lo possiamo fare perché ce lo impediscono. Qualora il nostro governo facesse quell'iniziativa politica di offensiva europea, ecco che scatta il piano B, peraltro già annunciato dall'agenzia di rating, che è vi facciamo fare la fine che avete fatto nel 2011. Punto. Chiaro, limpido. Vediamo cosa ne pensano anche le ascoltatrici e gli ascoltatori. Tra pochissimo apriamo intanto le linee 0292 94 7222 per intervenire in diretta. Messaggi WhatsApp al 346 64 27756. Ti domando un'altra cosa, perché è un altro degli argomenti del giorno sui quali non sembra di percepire una discontinuità enorme rispetto al passato, perché tutto quello che ci hai raccontato adesso ci farebbe rivivere un film che abbiamo già vissuto, no? Per moltissimi aspetti. Sì, con qualche mutazione sì, esatto, di condizione, ma insomma non è che... con qualche upgrade, diciamo così. Sì. Tieni presente che in tutto questo poi c'è la partita del PNRR. Appunto. Ovviamente utilizzeranno il PNRR per come leva di ricatto nei confronti dell'Italia. Il povero Fitto oggi riferirà in Parlamento dicendo che sì, abbiamo dei progetti da rimodulare, che la Francia ha già presentato la rimodulazione del suo PNRR, che si accinge a farlo la Germania, con una piccola differenza però, che questi non hanno preso i soldi a debito, o meglio, sono tutti debiti, ma non hanno preso i soldi a prestito, mentre noi abbiamo fatto il pieno per realizzare non si capisce bene che cosa, cioè noi abbiamo esposto il paese a ulteriore indebitamento senza avere un programma vero. Questo è il combinato un punto disposto della stupidità di Conte e della vanagloria di Mario Draghi. Questo PNRR. Ecco, però qui urgerebbe, ne parlavamo poco fa con Alessandro Morelli, qua urgerebbe un'operazione verità maschietta, vera, no? Però su questo il governo non è per niente d'accordo, perché c'è invece chi preferisce continuare a raccontare le favole. Sì, ma ti posso dire la verità. Se io fossi al governo prenderei i soldi che ci hanno dato fino ad ora, porterei a casa quei progetti, perché comunque i soldi ce l'hanno dati, poi piglierei tutto il resto e lo restituirei. Anche come gesto di dissenso da questo modo di governare l'Europa. Beh, cioè, insomma, noi non siamo in grado di spenderli quei 4 ma in questo contesto, Carlo, abbiamo 2 telefonate in attesa, le passiamo subito. Però io poi ti spiego perché non siamo in grado di spendere. Ecco, poi sul perché ci ritorniamo, ma intanto io ti chiedo altre 2 cose, te le anticipo, poi sentiamo subito le telefonate. In questo quadro generale che abbiamo descritto, che hai descritto adesso, come si può pensare di fare una riforma fiscale seria, cioè che abbatta sensibilmente, drasticamente e in maniera percepibile per i cittadini le tasse? Punto primo. Punto 2, come si può pensare di fare una riforma, quella dell'autonomia federale, chiamiamola così, seria in questo quadro? Ti dirò che la seconda sta diventando indispensabile
Poi ci torniamo sopra. Punto terzo, mi domando un altro argomento. Come gestisci concretamente, che non è legato strettamente al discorso economico che stiamo facendo adesso, però è un altro dei punti cardine che dovevano differenziare l'azione del governo, il tema immigrazione. Allora, il ministro Piantedosi, che sembrava il cattivo di turno, ha rilanciato un'idea vecchia dell'Espresso e di Avvenire di dare il premio Nobel per la pace a Lampedusa. Si è creato un commissario per la miglior gestione del fenomeno e lo stesso promette il ministro, cioè gestiremo in maniera più ordinata, eccetera. Quindi nessun blocco, nessuno stop, gestiremo in maniera migliore. Addirittura diamo un bel premio Nobel a Lampedusa. Mi sembra che da un punto di vista pratico... Che ci sono 300.000 dal Sudan che stanno arrivando. Allora diventa un po' difficile percepire una diversità, un cambiamento, no? Abbiamo 2 telefonate, pronto? Tocca a me? Prego, buongiorno. Buongiorno a tutti e due. Dunque, io ieri ho sentito 2 slogan ripetuti tutto il giorno. Ora è sempre resistenza e difendere la libertà. Però non ho sentito una cosa che diceva il presidente Pertini, che la libertà non si può disgiungere dalla giustizia sociale. Ora, essere in fila a prendere il cibo alla Caritas, uno può esprimersi liberamente, probabilmente anche con parecchie bestemmie, però non credo che renda la gente molto libera e felice. Se questa sedicente sinistra continua così, altro che ventennio fascista, la Meloni andrà in pensione come Presidente del Consiglio. Bene, grazie. Un'altra telefonata e poi abbiamo una piccola pausa. L'anticipiamo. Pronto Mauro di Reggio. Caro Mauro, buongiorno. Dunque, la settimana, a fine settimana passata, cioè a inizio settimana o a fine settimana, il Parlamento di Strasburgo, con il voto del Partito Democratico e dei Grillini, ha passato gli ETS 3, abbinandoli, prima erano per l'industria, abbinandoli al trasporto pubblico, per via marittima e via qui e al carburante e addirittura per il riscaldamento domestico, per cui tenuto conto che l'Algeria al 49% l'azienda è posseduta da Gazprom e c'è un elettrodotto che dovrebbe, i tubi passano dalla Tunisia e c'è anche un elettrodotto che dovrebbe essere fatto partendo sempre dalla Tunisia. Io mi domando e dico, quest'inverno con cosa ci scaldiamo? E poi dopo voglio terminare dicendo solo una cosa, la Meloni c'ha tempo di durata massimo settembre. Ciao. Allora, piccola pausa, quella delle 10 e poi torniamo in onda con una quantità di cose. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà, su Radio Libertà, senza filtri né censure. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ogni venerdì dalle 9.30 alle 10.30 qui su Radio Libertà con il sottoscritto Alessandro Panza, Orizzonti Verticali Europa, uno spazio di approfondimento condiviso con voi ascoltatori, con le telefonate e i messaggi WhatsApp per discutere e approfondire ciò che l'Europa ha in serbo per noi ogni giorno. Uno spazio dedicato E torniamo con un'altra telefonata, poi lo spazio per le risposte e le osservazioni di Carlo Cambi. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Giovanni da Roma. Prego Giovanni. Io avevo una domanda per il professor Cambi. Se può darmi una risposta però con un'onestà intellettuale che normalmente lo distingue. L'uscita eventuale dell'Italia dall'Eurozona
che benefici porterebbe e che problemi porterebbe? Grazie, buongiorno. È il domandone, Carlo. Allora, intanto bisogna vedere se è possibile, nel senso che dovremmo restituire una quantità di quattrini che francamente noi in questo momento non abbiamo. C'è chi ha fatto il conto e si sostiene che servono almeno 450 miliardi per liberarsi dall'Europa, e voi capite che è una cifra abbastanza consistente. Certo, si potrebbe sempre pensare di fare una sorta di oro alla patria, cioè chiedere agli italiani se voglio continuare a stare in Europa, e chi dice no, non ci voglio stare, invitarlo a versare una tassa di liberazione. Quella sì sarebbe la liberazione. Gli svantaggi sarebbero sicuramente sugli approvvigionamenti, cioè compreremmo materie prime con una moneta fortemente svalutata, e quindi avremmo un costo della bolletta energetica, tutta una serie di cose che compriamo nel mondo molto oneroso. Il vantaggio qual è? Che potremmo continuare a fare svalutazioni competitive e cercare di vendere di più e vendere maggiormente cose nostre all'estero, cercando di tenere in surplus la bilancia commerciale. C'è poi un vantaggio di sovranità. Il vantaggio di sovranità è che noi avremmo a disposizione degli strumenti legislativi e di politica che ci sganciano da alcune rigidità europee. Avremmo il vantaggio, per esempio, di riportare, se fossimo così intelligenti da farlo, la Banca d'Italia sotto il controllo del Ministero dell'Economia, in modo da avere una politica fiscale perfettamente coerente con la politica monetaria, tanto per dirne una. Gli svantaggi è che avremmo delle partnership commerciali con gli altri paesi regolate in una valuta che dovremmo necessariamente riconvertire poi per comprare, come vi dicevo, le cose all'estero. In estrema sintesi questo è quello che succede. D'altra parte la Brexit ha dimostrato che quella sciagura epocale che doveva essere l'allontanamento della Gran Bretagna dall'Europa non si è sostanziata, o perlomeno non ha assunto quelle forme apocalittiche che si ricredeva. C'è anche da significare che la Gran Bretagna comunque mantiene il Commonwealth, che significa avere almeno una trentina di paesi legati a doppio filo con l'economia britannica, ha un rapporto privilegiato con gli Stati Uniti d'America, e che quindi ha una sua dimensione internazionale assai più rilevante di quanto non abbia l'Italia. Però è anche vero che l'Italia, una volta fuori dalla comunità europea, potrebbe decidere di entrare in un'altra orbita di influenza, quella che le fa più comodo. Per esempio quella dove ci ha portato Di Maio, che è stato adesso premiato perché è esperto di bibite gassate a occuparsi del gas degli Emirati Arabi, con la Cina. Abbiamo fatto questo tentativo, non sta scritto da nessuna parte che non potremmo diventare dei partner privilegiati della Cina, magari accettando di avere come riferimento per i pagamenti il renminbi piuttosto che il dollaro. Ecco, questa è la situazione. Quanto al resto, Carlo, ti fermo un attimo, perché poi abbiamo tanti argomenti ponderosi, come si dice, quelli elencati dagli ascoltatori e da noi, da me prima, no? Però bei discorsi strutturali, eccetera. Però per parodiare il celebre filosofo Elio, quello delle storie tese, l'Italia è questa qua, e c'ho sott'occhio una lettera che ha mandato il ministro della cultura. Sta aprendo la sua prima pagina adesso su questo Dagospia. Il ministro della cultura Gennaro San Giuliano ha scritto una circolare ai suoi direttori generali del ministero, e te la leggo perché è breve. Gentili direttori, ho riscontrato come molti di voi, tranne qualche lodevole eccezione, fossero in ferie lunedì 24 aprile, giornata di ponte verso la festa della liberazione, perché la liberazione è importante, i valori, l'antifascismo, eccetera, però il ponte non è male. Fermo restando che le ferie sono un diritto intangibile, scrive il ministro, vi faccio osservare che la peculiarità del nostro ministero, le cui attività trovano particolare riscontro proprio in occasione di queste festività, suggerirebbe una puntuale presenza proprio in questi giorni. Per capirci, scrive San Giuliano, è come se le forze dell'ordine andassero in ferie quando la città si svuota per le vacanze estive. Con l'occasione vi preannuncio che il 15 agosto prossimo venturo alle ore 13 siete tutti invitati da me per un pranzo di lavoro.
è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti. Allora, l'Italia è questa qua, verrebbe da dire, no? Sì. Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. E perdonami il cabaret, Carlo. Ma no, ma è... se siamo in queste condizioni ci sarà un motivo, no? Cioè, non è che è una maledizione. Va bene, come barzelletta può anche essere simpatica, però siamo dalle parti del ministero qua. Sì, ma devo dire che San Giuliano no, è una secondo persona... me ha fatto bene a farla. Benissimo, però ti dà l'idea, ma tu te la vedi una lettera così in Germania? Non lo so, boh. Ma no, ma non esiste. Però fammi dire una cosa, il sindaco di Macerata è eletto con i voti della Lega, con i voti della Lega non per modo di dire, lui si vanta di un'amicizia con Matteo Salvini, che non c'è, ma insomma però comunque ha fatto una cosa ancora migliore, l'ha proprio chiuso il comune il 24. Giusto, no? Chiuso. Dice, tanto che problema c'è? Capito? Allora sì, ma è inutile che stiamo a ragionare di questa roba qua. Cioè, io avrei voluto Alberto Sordi presidente della Repubblica, capisci? O Elio, il succitato Elio, diciamo. O Elio, sì, va bene. Perché di che ragioniamo? No, quanto alla previsione del nostro radioascoltatore da Reggio, gli ETS. Gli ETS sono i certificati di scambio delle emissioni. È una follia, fa parte della follia green europea. Tra l'altro si sono pure rimangiati il provvedimento sulle stalle, si sono accorti che era una stupidaggine multare le flautulenze delle vacche. Vabbè, lasciamo perdere. Sì, ma fa parte della follia green. Cioè, io stamattina ho sentito, prima di collegarmi, una roba in televisione che mi ha fatto drizzare i capelli. Cioè, a fronte dell'assurda multa data a uno che faceva il barbecue a Bologna, perché c'è un'ordinanza in tutta la pianura padana che non si possono accendere i fuochi, quando se vai lungo le strade della pianura padana, le signorine che offrono prestazioni di intimità bruciano copertoni come se non ci fossero domani. A questo qui, perché se faceva le salsicce a casa sua all'aria aperta, le hanno fatto 200 euro di multa. Bene, una rappresentante dei Verdi a fronte di questa cosa dice sì, però bisogna educare il cittadino al comportamento ecologicamente corretto. Quindi l'idea che ci sia uno Stato etico che ti viene in casa e ti spiega come devi vivere è un'idea che ormai è passata in Europa. Ecco, gli ETS poi nascono da quell'idea lì, cioè tu devi morire di freddo perché così salviamo l'ambiente. Però la previsione che lui faceva al nostro ascoltatore di Reggio, dicendo ma la Meloni a settembre salta, comincio a pensare che non sia una previsione infausta, è una previsione sbagliata. Il motivo c'è, perché se la Meloni rimane in carica salta la maggioranza Ursula in Europa e questa cosa gli dà fastidio e quindi probabilmente devono trovare il modo di disarcionare questa presenza della destra in Italia, che poi diventa un disturbo in Europa, prima che si voti per le europee. Carlo, gli altri temi, tu dicevi prima, l'autonomia in questo quadro diventa forse una cosa essenziale, ma fattibile? Non lo so se è fattibile, probabilmente non nei termini in cui l'ha disegnata Calderoli, che tra l'altro secondo me ha fatto pure un po' di pasticci su questa roba lì, ma lasciamo perdere. Si diventa indispensabile perché a questo punto, se tu vuoi spendere i soldi del PNRR, visto che non pare ci sia intenzione di restituirli, hai bisogno assolutamente di premiare chi è più efficiente. In questo momento gran parte dei progetti del PNRR sono fermi perché i comuni non ricevono i soldi e quindi si dovrebbero indebitare per far partire i cantieri, ma non trovano credito per poter far partire i cantieri. Quindi è un gatto che si muove la coda, cioè posso spendere i soldi del PNRR se comincio i lavori, ma non comincio i lavori perché non ho i soldi. Ecco a cosa serve
l'autonomia, ecco perché l'autonomia diventa di attualità. C'è un altro discorso da fare ed è quello sulla spesa sanitaria. La spesa sanitaria... Però Carlo, scusami, i tempi dell'autonomia e i tempi del PNRR sono inconciliabili. Sì, no, sono d'accordo con te, ma voglio dire, tu mi domandi perché io dico questa cosa, perché c'è un'evenienza di cronaca che dimostra come sia indispensabile smontare in qualche misura lo Stato centralista per come l'abbiamo conosciuto fino adesso. Ma devo dirti che da questo punto di vista l'intervista che ho fatto a Rixi lunedì scorso è abbastanza significativa. La cosa che dice Rixi è straordinariamente importante. Lui dice: noi dobbiamo declinare l'autonomia come senso di responsabilità degli amministratori locali, consentendo sostanzialmente alle comunità locali di avere il controllo sulla spesa e assegnare allo Stato il compito di disegnare le linee strategiche. Facciamo un ragionamento: il ponte sullo Stretto non lo puoi fare senza lo Stato, ma il ponte sullo Stretto lo fai meglio se le incombenze autorizzative sono in capo alla Regione Calabria e alla Regione Sicilia, perché i primi due a avere interesse a che il ponte si faccia sono i calabresi e i siciliani, ok? Quindi se tu trovi un modo per armonizzare la potestà di governo locale con le linee di indirizzo nazionale, hai ammodernato il paese. Sostanzialmente è la formula della Germania con i Land, sostanzialmente è la formula svizzera con i cantoni, sostanzialmente è la formula americana. Non è un caso che i paesi che funzionano, al di là dell'ampiezza o meno territoriale, sono quelli che hanno una struttura federale. Certo. Ricapitolo brevemente alcune questioni, importanti peraltro e strutturali anche queste. Dicevamo prima, Carlo, in questo quadro com'è che si ipotizza una riforma fiscale seria? Punto primo. Allora, secondo, il capitolo immigrazione. Io ho citato Piantedosi prima, no? Sembrava il volto cattivo del governo, adesso parla di premio Nobel e di gestione ordinata dell'accoglienza. Terzo, il nostro ascoltatore prima si toccava un altro tasto importante, quello del malessere sociale, socio-economico. Secondo te siamo in una situazione in cui le condizioni reali di vita dei cittadini sono un problema, o stiamo lamentandoci perché ci lamentiamo sempre, in realtà stiamo bene, eccetera, eccetera? Qual è la tua percezione reale, non quella raccontata sui giornali che è tutto un altro pianeta, o quella delle previsioni economiche? Ti do un dato. In 5 anni abbiamo perso 2 anni di aspettativa di vita. Vabbè, e quello è già un punto. No, quindi, no, poi tu toccavi il tema della sanità che si collega strettamente anche a questo, no? Ma sì, ma certo, ma non sono i dati del Covid a determinare questo scostamento. Sono i dati della malnutrizione, sono i dati delle condizioni in cui gli anziani si trovano a vivere in questo paese. Perché, vedete, vediamo tutti i giorni che si parla della natalità, che è effettivamente un gravissimo problema, è che è quello che probabilmente ci porterà all'estinzione. Ma c'è un problema di strettissima attualità, che è la condizione degli anziani. Questi anziani arrivano ad una certa età, voglio dire, io sono andato in pensione 10 giorni fa, non la piglierò sta pensione perché chissà quando arriva, ma sono di fatto statisticamente un anziano e continuo a lavorare, fortunatamente sono in buona salute, ma faccio un mestiere intellettuale. Mi domando, ma nella mia condizione, quelli che spiccolano lungo le strade, che aspettativa di vita ulteriore hanno? Allora capisci che c'è qualcosa che non va, dobbiamo ricambiare tutti i parametri. Quindi l'emergenza sociale c'è, è un'emergenza sociale che però fino adesso non è emersa perché noi abbiamo fatto un assistenzialismo becero. In parte c'è il welfare familiare, tanti nipoti campano grazie alle pensioni dei nonni. In parte c'è un welfare di prossimità, pensa ai comuni piccoli di 5.000 abitanti dove vive peraltro il 60% della popolazione italiana, che hanno ancora quel tessuto connettivo di solidarietà sociale che c'è nei piccoli centri e che quindi ammortizza in qualche modo il disagio. Pensa al fenomeno Milano, una città che sta desertificandosi
perché non è vivibile, ma come Milano anche Roma. Roma è una città ormai che è in mano ai ricchi e che sta marginalizzando sempre di più le periferie, che peraltro sono diventate dei ghetti di migranti e non solo di migranti. Pensa a quello che accade a Catania, dichiarata la città più pericolosa d'Europa. Non accade a Napoli, dove c'è quella solidarietà di prossimità che dicevamo e dove ovviamente le regole in quel contesto di solidarietà dell'economia del vicolo sono le regole autogeneratesi, che non necessariamente corrispondono a quelle del codice penale, ma è un paese che vive così ormai. Allora è chiaro che quella rabbia sociale prima o poi esploderà, ma non saranno i giovani a farla esplodere quella rabbia, perché i giovani li abbiamo narcotizzati con i Netflix, con i telefonini, eccetera, eccetera. C'è una generazione che è quella dei 40-50 anni, che è quella che sta soffrendo decisamente di più in assoluto, se non ha lavoro, se non ha la protezione sociale, e che probabilmente genererà un contraccolpo. È quello che stai vedendo adesso in Francia. Cioè la Francia sta vivendo una crisi sociale e un'emergenza sociale di cui noi non ci occupiamo, ma che è spaventosa, che è deflagrata, che è probabilmente contaminante in Europa. La riforma fiscale verrà nelle cose, perché questo Stato non gliela fa a garantire tutti, e allora deve fare una cosa, deve fare un patto con i cittadini dicendo: ti do meno, ma ti tolgo meno. E dal mio punto di vista di pensiero liberale sarebbe la benvenuta una crisi della finanza pubblica tale per cui si dovesse arrivare a dire questa cosa. Certo, poi c'è la retorica come quella del 25 aprile, cioè dell'evasione fiscale, i famosi 100 miliardi, eccetera, eccetera, che se li vai a contare poi in realtà non sono di quell'entità, e soprattutto non stanno laddove si pensa che stia quell'evasione fiscale. L'evasione fiscale è fatta ancora una volta di due polarità. È l'evasione fiscale dei grandi gruppi, in particolare stranieri, ed è l'evasione fiscale degli ultimi. Cioè noi continuiamo, il dato che non si racconta mai è che in Italia si fanno 32 milioni di dichiarazioni dei redditi, ma oltre la metà di questi 32 milioni è a gettito zero per lo Stato. Allora l'evasione dove sta? Si dice: ma quello che evade 100 euro, sì, ma se evade 100 euro sono 30 milioni, quell'evasione vale di più dell'evasione dei ricchi. Quindi c'è bisogno veramente di una rivoluzione fiscale, ma come fai a fare una rivoluzione fiscale se tu mantieni a capo dell'Agenzia delle Entrate un signore come Rufini, che fa un'intervista e dice: pagare le tasse è bello. No, pagare le tasse è una rottura di coglioni, diciamoci la verità. E pagare le tasse ad uno Stato inefficiente è anche un furto. Allora Carlo, abbiamo 2 telefonate, le passiamo subito, poi qualche messaggio. Pronto? Pronto, mi sente? Prego, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Trieste. Vorrei chiedere una cosa al professor Cambi. Cosa pensa dello sbarco sull'isola in Sardegna di 3.000 militari e 700 mezzi NATO? Pronto, sì, in Sardegna. E poi su Sigonella, che sta diventando un deposito di armi. Grazie. C'è un'altra chiamata, pronto? Sì, buongiorno signor Giulio e buongiorno signor Cambi. Io sono d'accordo con lei, io l'avevo già detto che secondo me la Meloni ha le settimane contate, perché passerà molto molto presto, e vedo che anche lei è di questo parere. Giustamente lei ha detto ci sono questi cinquantenni, quarantenni, ed è vero, noi siamo il 50% del paese che non va più a votare perché non crede più in queste istituzioni, ha capito quello che ci hanno fatto credere in questi 50, 60, 70 anni. Io ieri sono stata ad una manifestazione di una nuova forza politica che si chiama Forza del Popolo, che ha visto tantissima partecipazione, sta vedendo tantissima partecipazione,
dove il pensiero fondante è quello di uscire da questa Unione Europea, e si può, e soprattutto di tornare a stampare di nuovo la moneta, come hanno fatto la settimana scorsa un comune che adesso non mi ricordo il nome. Allora, la faccio sintetica perché mi sembrano idee molto nuove. Carlo. Allora, devo risponderti anche sui migranti. Sui migranti credo che lì siamo al politically correct, cioè che deve fare Piantedosi, l'hanno massacrato, lui trova un modo per non farsi massacrare, ma è evidente che la questione migranti non si risolve, cioè non c'è una soluzione. L'unica soluzione è dichiarare che l'Italia chiude i confini, punto, non ce n'è un'altra. È giusto? Non lo so. È sbagliato? Non lo so. È drammaticamente l'unica soluzione possibile adesso. Oppure ce n'è un'altra, ed è quella di dire al contrario: apro i confini, ma non ne sono responsabile. Cioè esporto direttamente il problema sugli altri. Una cosa è sicura: noi non possiamo continuare a tenere questa, dentro il perimetro di regole che abbiamo fatto, una pressione che è insostenibile. Dal Sudan ne stanno arrivando 300.000, dalla Nigeria ne stanno arrivando 1 milione, dalla Tunisia, la Tunisia si svuoterà. Cioè, come si fa? Tieni presente che è ripreso lo sterminio degli armeni. Sì. Cioè, voglio dire, non è possibile. Allora, io se fossi Giancarlo Giorgetti oggi, che mi presento al patto di stabilità, direi: guardate, io non ne discuto. Non ne discuto perché non credo più nell'Europa, e noi siamo disposti a discutere di tutto il funzionamento europeo soltanto dopo che voi ci avete dato la soluzione al problema immigrazione. Diversamente l'Italia, se deve fare da sola, ha una strada soltanto: chiudere i confini, non ce ne sono altri. È una pressione non gestibile. Quanto al dare il premio Nobel all'isola di Lampedusa, fa parte di quel cerpame di captatio benevolenze che uno cerca di come posso dire, praticare per arginare la valanga di insulti, peraltro gratuiti, che il povero Piantedosi si è preso. Ma insomma, questo è comprensibile. Quanto alle osservazioni della nostra ascoltatrice che ha partecipato a questa, credo che sia un malessere effettivo che c'è. Già Luigi Paragone, quando ha fatto Italexit, aveva capito che il vento va in quella direzione. Ovviamente non hanno la forza, perché non hanno i media, non hanno la capacità di rompere il luogo comune dell'asservimento europeo, ma sono convinto che nel paese, nella pancia del paese, questa prospettiva comincia a pigliare corpo. Allora, quanto a Simonella e alla Sardegna, ma che volete che capiti? Se noi dichiariamo, come abbiamo dichiarato, fedeltà assoluta al patto atlantico, è chiaro che la NATO utilizza l'Italia per quello che è, cioè una base militare. Poi volevo chiedere un tuo commento sulla ricandidatura di Biden a proposito. Perché insomma noi parliamo tanto di gerontocrazia da noi, ma non è che la stiano scherzando adesso. Ho fatto un post su Facebook dicendo che a Pechino hanno dichiarato festa universale. Questa è buona. Intanto abbiamo un'altra telefonata, poi un paio di audiomessaggi. Pronto? Cambi? Sì. Buongiorno. Lo ascolto sempre con il grande interesse. Ascolti, Cambi, io sono un vostro tesserato, sono un leghista. A 6 mesi dalle elezioni i campi rom sono ancora lì, le baby gang sono ancora lì, le case occupate sono ancora lì e gli sbarchi tutti i giorni. Noi pensiamo di andare avanti sempre così, oppure, perché io mi aspettavo un cambiamento che non c'è stato. Lei mi può rispondere? Grazie, Cambi. C'è Roberto da Treviso che dice: che strategia bisogna usare per convincere Cambi a entrare in politica? E poi abbiamo un audiomessaggio, sentiamo. Sono Walter, buongiorno alla coppia migliore.
mandate in depressione, ma siete gli unici realisti. Mandate in Il discorso è: abbiamo votato la destra, fate qualcosa di destra, cioè siamo su un ring dove prendiamo schiaffi, pugni, calci nel culo e noi facciamo un sorriso e diciamo va bene così, facciamo qualcosa di destra. Tanto le legnate le prendiamo lo stesso, ridiamone, almeno morsichiamo, ecco così. Poi scrive Ivan 75, le tasse sono immorali, una truffa, un modo per tenerci schiavi e arricchire il sistema piramidale di potenti che si arricchiscono facendo lavorare la plebaglia che siamo noi. Con tutto quello che è tassato, cioè tutto, dovremmo avere servizi impeccabili e navigare nell'oro, invece siamo pieni di debiti. Ti lascio la parola, poi vedo di sintetizzare e leggere anche gli altri messaggi al 346 6427 756. Pronto? Mi dispiace se vi mandiamo in depressione, ma il nostro compito dal nome stesso della rubrica è gli scorretti, quindi non potremmo fare diversamente. Sai, io sono molto mazziniano come formazione, quindi sono convinto che il primo servizio che tu puoi fare al popolo è raccontargli la verità e renderlo edotto. Non c'è un'altra strada per costruire, secondo me, una civiltà. Quanto al mio ingresso in politica, sono ormai vecchio per andare in politica, quindi ci potevo pensare prima, non ci ho pensato mai e quindi evidentemente non ho l'aplomb per andare in politica. Quanto alle altre cose serie invece che voi chiedete e sottolineate, fare qualcosa di destra si potrebbe, ma è anche vero che sul fronte per esempio dell'immigrazione noi abbiamo un cucchiaio bucato e stiamo tentando di svuotare il mare. Quello è un fenomeno che non è governabile da un singolo paese, se non facendo quello che hanno fatto gli spagnoli e i francesi e per certi versi i greci e i maltesi. I greci e i maltesi si voltano dall'altra parte, i francesi e gli spagnoli sparano, però non hanno avuto mai nella loro storia il più grande partito comunista dell'Occidente e le scorie di quella presenza, mi dispiace dirvelo, ma nella società italiana sono ancora prepotentemente presenti. Vi faccio notare che buona parte dei metrapensieri di questo paese nascono da lotta continua, che è quel movimento politico che chiese l'assassinio di Mario Calabresi e girano impuniti. Questo è il paese che quando la Francia ti dice non ti restituisco 20 assassini, non va in piazza, non gliene frega niente, ma ieri è andata in piazza ricordando la barbarie nazifascista. Quindi che volete? Cioè, è un paese che è stato costruito sull'ipocrisia di Stato. Ed è evidente che se continua l'ipocrisia di Stato si fa fatica a rompere alcuni schemi. Mi pare che questo sia sulle tasse. Le tasse non è vero che sono una rapina, le tasse servono a far andare lo Stato, diventano una rapina quando lo Stato ti piglia i soldi e non ti restituisce servizi. Ma questo però, come posso dirvi, è l'anticamera del federalismo. Cioè, se tu non dai la possibilità al cittadino che tassi di controllare dove vanno i soldi e non gli dai la possibilità di decidere sulla scorta del bilancio costi-benefici delle tasse che ha pagato le sorti della comunità attraverso il voto, è chiaro che ottieni quello che abbiamo ottenuto. Vi faccio notare una cosa semplice: noi per entrare in Europa abbiamo dilapidato il comparto industriale italiano che era in mano dello Stato, ma invece di fare un'operazione che era ristrutturo quel comparto industriale e lo tengo vivo, lo hai semplicemente svenduto per fare cassa. Il risultato è che noi che avevamo primati nella chimica di base, che avevamo primati nella metallurgia, che avevamo primati nell'acciaio, li abbiamo perduti. E cosa abbiamo portato a casa? Nulla. Ma sull'adesione, per esempio, all'Europa in questi termini, il referendum non è stato fatto. Sulla destinazione sulla destinazione dei soldi pubblici, tu non puoi continuare a fare delle leggi di bilancio che arrivano in Parlamento 48 ore prima del voto finale.
Ecco a cosa servirebbe un federalismo vero, a far sì che le comunità potessero pigliare cognizione della destinazione delle tasse. Questa è una battaglia che va ripresa, va insanguata con nuove idee e va portata avanti. Carlo, dobbiamo salutarci con una notizia paradossale, perché tu dicevi prima sull'immigrazione si potrebbe fare così, arrivano e poi vanno dove vogliono in Europa. C'era qualcuno che aveva la stessa idea. Peccato che sono stati arrestati a Catania, 25 persone sono state fermate perché organizzavano viaggi in Unione Europea per migranti dall'Italia. Questa è una battuta, naturalmente. La notizia c'è, la mia è una battuta. Comunque io saluto Carlo Cambi, ci diamo appuntamento alle 13 del 15 di agosto. Ah sì, andiamo a pranzo da San Giuliano. Andiamo a pranzo dal ministro San Giuliano. Grazie a tutti. Tra poco Ciao, con voi, Giulio. tra poco Pierluigi Pellegrin con voi, oltre la pagina. Non la perdete. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto all'uomo